Buongiorno e ben ritrovati. La nostra prima edizione anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nord-est, nel nostro territorio. Ci sono anche oggi tanti temi sul piatto, c'è l'economia, c'è la politica che si scalda sempre di più, c'è la cronaca, c'è anche la sanità, perché il virus West Nile continua a correre sia a livello di contagi che a livello di ricoveri, e per questo in queste ore la Regione ha diramato una serie di consigli proprio per evitare il contagio del virus West Nile. Dicevamo cronaca, economia, politica. L'economia l'abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, le imprese sono in fibrillazione, sono molto preoccupate per l'autunno. Ieri però intanto è stato sbloccato, c'è stato il via libera al cosiddetto decreto aiuti bis, ci sono 17 miliardi sul piatto, ne ha parlato il Premier Draghi che sentiremo fra pochissimo. In sostanza 17 miliardi che vengono impegnati tra l'altro con la proroga agli sconti sulle bollette e sui carburanti, con un taglio del cuneo fiscale previsto in modo maggiore rispetto a quello della vigilia, 1,2% anziché 1%, misure sulla siccità, altro tema importante di questi mesi, gli enti territoriali anche a favore dello sviluppo con procedure semplificate per attrarre investimenti. Insomma, c'è questo pacchetto di 17 miliardi senza scostamento di bilancio, lo ha sottolineato, ha tenuto a sottolinearlo il Premier Draghi, che ha parlato però nella conferenza stampa di ieri, di cui sentiremo adesso un estratto, anche del futuro, e non nasconde nubi all'orizzonte per l'economia nonostante le imprese reggano. Allora sentiamo proprio il Premier Draghi ieri su il decreto, ma soprattutto anche sulle previsioni per il futuro. Non ricorriamo a nessuno scostamento. E possiamo farlo perché? Perché l'andamento dell'economia è di gran lunga migliore del previsto. Ed è merito questo, come dico sempre, della capacità degli italiani, delle famiglie, delle imprese e anche forse un po' di politica, della politica economica del governo, che ha sostenuto senza esitazioni l'economia, ma nello stesso tempo è riuscito a farlo mantenendo gli obiettivi di riduzione del deficit e di riduzione del rapporto debito-PIL. Ci sono delle nuvole all'orizzonte che soprattutto a motivo della crisi energetica, dell'aumento del prezzo del gas e anche in generale di un rallentamento significativo del resto del mondo, le previsioni sono diciamo, preoccupanti per il futuro, quindi siamo andati molto bene. Tra l'altro le previsioni terribili che venivano fatte all'inizio dell'anno, non so se vi ricordate, Confindustria all'1%, così sono state smentite dai fatti, quindi dobbiamo prepararci ad affrontare il terzo e il quarto trimestre. Io sono certo che qualunque sia il prossimo governo rispetterà gli obiettivi del PNRR, perché per due motivi: perché l'importanza dell'impegno internazionale europeo che noi abbiamo assunto, ricordo ancora una volta che altri paesi d'Europa hanno accettato di tassare i loro cittadini perché fossero dati i soldi che noi abbiamo incassato col PNRR. Quindi l'impegno che l'Italia ha preso in termini di credibilità, di dimostrare che questa era una scommessa che gli altri paesi avrebbero in un certo senso vinto insieme all'Italia, è un impegno importantissimo. Io credo che qualunque governo possa venire rispetterà questo impegno. L'obiettivo delle scadenze del PNRR dunque, dice Draghi, sono sicuro, sono certo che qualunque sia il governo verranno rispettate queste scadenze. È un po' la preoccupazione delle imprese che abbiamo raccontato 2 giorni fa con il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, e ieri anche con gli artigiani. Oggi sentiremo anche nel telegiornale di questa sera anche le previsioni, un po' l'analisi del presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza su questo tema e sul futuro. Dice
Draghi. Il nuovo governo che arriverà, peraltro, ha lasciato anche qualche spiraglio ancora di una eventuale sua candidatura. Non lo sappiamo se Draghi poi alla fine scioglierà riserve per scendere in campo per le elezioni del 25 settembre, ma a proposito di nuovo governo c'è una fibrillazione costante e continua soprattutto nel centro-sinistra, con un PD che è diviso tra l'alleanza con Azione, quindi con Calenda, e con dall'altra parte Sinistra Italiana, Europa Verde. Ieri Calenda era in Veneto, lo sentiremo tra poco, è solo un tema che poi commenteremo nella parte politica fra circa mezz'ora con gli ospiti che avremo in diretta. Ma ecco, c'è da registrare oggi, questa mattina, delle dichiarazioni abbastanza dirompenti dello stesso Calenda, molto tranchant, che dice su Twitter: direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza, mi pare del tutto evidente che c'è una scelta netta da fare per il PD, che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l'opposto. Puntualizza su Twitter il leader di Azione Calenda, con riferimento al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che osserva come lo stesso Draghi dica che una sua agenda non esiste. A queste condizioni, per quanto ci concerne, non c'è spazio per loro nella coalizione. Calenda dice: non c'è spazio nella coalizione per Sinistra Italiana ed Europa Verde e per i Verdi. Tutto questo mentre in queste ore si sta decidendo proprio l'alleanza tra PD e da una parte e dall'altra Sinistra Italiana e Verdi. Dunque la coalizione, diciamo, di centro-sinistra, chiamiamola così, è attraversata da queste fibrillazioni notevoli. D'altra parte invece c'è una maggiore compattezza del centrodestra, anche se le valutazioni interne non mancano sul ruolo, ad esempio, del ministro dell'Interno, a chi dovrebbe andare. Salvini già chiede ovviamente il Ministero dell'Interno, lo ha frenato Giorgia Meloni, anche sull'autonomia. Insomma, il clima è caldissimo e vedremo dopo, appunto, di commentare proprio questa situazione con i nostri ospiti. Tutto questo mentre la situazione a livello internazionale è sempre più difficile, e non solo per la guerra Russia-Ucraina, ma anche per questo spettro davvero terribile di una eventuale escalation tra Stati Uniti e Cina per la crisi in Taiwan. Torniamo però a parlare anche dei temi locali. Ovviamente anche il tema politico ed economico si ripercuote nel nostro territorio, ma la cronaca si impone, perché c'è una vicenda della quale si parla ormai già da 24 ore, cioè la scarcerazione del giovanissimo accoltellatore di Marta Novello a Mogliano. E proprio in queste ore gli ispettori del Ministero della Giustizia, mandati dal ministro Marta Cartabia, stanno appunto cercando di effettuare i necessari accertamenti in riferimento a questa scarcerazione che ha portato ovviamente a numerose polemiche. Una notifica di fatto arrivata in ritardo dal Tribunale di Venezia, che ha consentito al giovane, dopo la decorrenza dei termini di custodia cautelare, di poter lasciare addirittura il Veneto e di recarsi, a quanto pare, a Napoli, in Campania. Allora, una vicenda che ha spinto per la prima volta la diretta protagonista di questa terribile vicenda, Marta Novello, a parlare tramite una lettera che è stata diramata dal suo avvocato. Allora risentiamo le parole di Marta Novello. Errori burocratici o di disattenzione di questo tipo sono inammissibili e incomprensibili. In qualità di vittima è stato destabilizzante e sconfortante ricevere questa notizia. Parla per la prima volta tramite il suo avvocato Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Marocco di Mogliano, ridotta in fin di vita nel marzo del 2021 dalle 23 coltellate infertele mentre faceva jogging da un quindicenne, anche lui del posto, che l'aveva scelta a caso per rapinarla. Il minorenne dal 21 luglio è libero, scarcerato a Napoli per un banale errore nei documenti di notifica del trasferimento dal carcere a una comunità. Comunicazione obbligatoria che doveva essere fatta in anticipo al diretto interessato, quindi entro il 20 luglio, ma la data riportata erroneamente nella pratica è quella del 20 settembre e la notifica non è avvenuta, facendo così scadere i termini e consentendo al ragazzo di tornare in libertà. Il peso psicologico che deriva da questa notizia è immane, prosegue Marta nelle poche righe consegnate all'avvocato Alberto Barbaro, e grava su un percorso lungo, difficile, faticoso e costoso, volto al recupero di un normale stile di vita dopo l'episodio di violenza subito. Recupero che viene ulteriormente complicato e ostacolato da situazioni come questa, continua la ragazza, e la percezione che ne deriva è di una scarsa attenzione alle esigenze di sicurezza della vittima da parte degli uffici preposti, nonostante l'esistenza di una sentenza
negligenza di secondo grado che ha confermato la pericolosità del ragazzo, già dichiarata nella sentenza di primo grado. 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio, ridotto in appello a 5, e ora la scarcerazione con il giovanissimo aggressore che risulterebbe irrintracciabile. Sarebbe addirittura volato a Londra, dove la madre lavora come cuoca. Un allontanamento comunque legale, visti i termini di custodia scaduti e in assenza di un ordine del giudice. Circostanze che il difensore del ragazzo, l'avvocato Matteo Scussat, non conferma né smentisce. Rimane lo sbigottimento innanzitutto di Marta e della sua famiglia. Il mio pensiero, conclude nella sua nota la 26enne moglianese, va a tutte quelle donne che avevano già denunciato il loro aggressore, magari ottenendone anche la condanna, senza che questo impedisse allo stesso di commettere successivamente ulteriori atti di violenza o perfino di macchiarsi del loro omicidio, e ciò per l'inefficacia delle misure pensate per tutelare la sicurezza delle vittime. Una vicenda che ha suscitato ovviamente la reazione in primis dei cittadini di Mogliano e del sindaco. È irrispettosa questa cosa nei confronti di Marta e della famiglia. Il pensiero del sindaco di Mogliano, Bortolato, appreso della scarcerazione del giovane aggressore di Marta Novello, va proprio alla ragazza e alla sua famiglia. Primo cittadino che poi ricostruisce gli ultimi fatti, sottolineando l'impegno di Comune e ULSS nella vicenda. È arrivata questa ordinanza che chiedeva ad ASL e al Comune di trovare in pochissime ore una struttura specializzata per accogliere il ragazzo. Lo abbiamo fatto un miracolo, in pochissimo tempo abbiamo trovato questa struttura, peccato che il ragazzo è risultato irreperibile. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno a Mogliano. Siamo allibiti, il ragazzo è stato scarcerato per scadenza dei termini di custodia e questo ci fa vedere come la giustizia italiana spesso non funzioni. Il sentimento del primo cittadino è il medesimo condiviso dai moglianesi per una giustizia che a volte dicono lascia l'amaro in bocca. Non sempre c'è giustizia vera. Ci siamo abituati ormai e dobbiamo andare avanti così. La giustizia purtroppo a volte è una buona di qua, buona di là, però ci stanno tante lacune, ecco, da colmare. Purtroppo molte volte le cose capitano proprio per i tempi e forse un po' di leggerezza su alcune cose. Quando è successo ha sconvolto comunque tutti. Una ferita che qui a Mogliano non si è mai completamente cicatrizzata. È una ferita aperta e soprattutto per chi l'ha subito, insomma il fatto grave per Marta, e il pensiero va a lei, insomma alla sua famiglia, e adesso purtroppo questa ferita si riapre. La cronaca ci porta nel Vicentino, a Sossano, la vicenda di un 75enne morto in solitudine dentro il camper in cui viveva. Era tornato appunto Sossano, suo paese d'origine, da qualche mese. È stato trovato ieri dalla polizia locale del Basso Vicentino. Un vecchio camper dove viveva da solo Giuliano Tosato, 75enne, trovato senza vita in un parcheggio di via Michelangelo a Sossano, ieri verso ora di pranzo. Ad allertare il sindaco erano stati i residenti, non vedendolo da qualche giorno in paese e ravvisando odore nauseabondo provenire dal mezzo. A trovare il corpo in avanzato stato di decomposizione sono stati gli agenti della polizia locale del Basso Vicentino, intervenuti con i vigili del fuoco a recuperare la salma, e i carabinieri. Originario di Sossano, una vita trascorsa con lunghi periodi all'estero per motivi spirituali, in India, poi in Cambogia, era tornato da qualche mese a Sossano. Da qualche tempo era nel nostro paese, non era un nostro residente in quanto nativo di Sossano, si era spostato fin da giovane in altri posti ed era recentemente rientrato nel nostro paese in quanto aveva ancora dei parenti. In corso le indagini per capire le cause della morte, che potrebbero essere dovute a cause naturali anche per il forte caldo di questi giorni. E poi c'è il virus West Nile, è un allarme che sta diventando sempre più forte, soprattutto in alcune zone come ad esempio il Padovano. Ci sono 6 nuovi ricoveri questa mattina. Mariano Bellamio, imprenditore padovano e storico patrocinatore del baseball in città, è morto, lo ricorderete, nei giorni scorsi a causa della febbre da West Nile. E nel servizio che vediamo, oltre all'aggiornamento della situazione a Padova, anche le parole della figlia Sabrina.
Il fenomeno febbre del Nilo occidentale o West Nile è destinato ad aumentare, lo dice il virologo e presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, almeno fino a settembre. A guardare le statistiche, la provincia di Padova è da giugno uno dei territori più colpiti, con 62 casi accertati dal Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 6. L'imprenditore Mariano Bellamio è stata una delle vittime padovane della febbre West Nile, veicolata dalle zanzare Culex. In ospedale con febbre sopra i 40 gradi, le convulsioni dovute all'encefalite, un senso di impotenza davanti alla tragedia per sanitari e familiari che lanciano un appello alle istituzioni. Noi purtroppo abbiamo vissuto delle ore estremamente tragiche e molto velocemente, non ci siamo resi conto, non eravamo informati, non sapevamo che cosa ci aspettava, e anche i sanitari, quando mio padre è stato ricoverato, all'inizio brancolavano un po' nel buio, ci hanno assistito comunque in modo egregio, però ci siamo resi conto che mancavano tempestivamente dei riscontri sugli esami che erano stati fatti, per cui il mio appello è quello di chiedere all'amministrazione comunale, alle ULSS, a tutti i settori che sono coinvolti, di fare tutto quello che è possibile per dare le informazioni agli anziani sul protocollo da attivare, sul come poterli proteggere. L'appello è anche ai giovani, perché chiedano come attivarsi, quali sintomi, quali precauzioni per intervenire tempestivamente in favore soprattutto degli anziani. È una zanzara killer, si sta muovendo, prolifera, e quindi quello che io desidero chiedere è un intervento massiccio su tutti i fronti. Queste le parole dunque della figlia dell'imprenditore morto, e proprio in queste ore la Regione sta diffondendo una campagna informativa per proteggersi dalla puntura da West Nile. Lo vediamo proprio in alcune slide di questa campagna informativa. Per prevenire la puntura della zanzara indossa indumenti di colore chiaro dal crepuscolo all'alba, pantaloni lunghi e maniche lunghe, usa repellenti cutanei per uso topico, utilizza spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizza diffusori di insetticidi elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi. Soggiorna e dormi solo in ambienti provvisti di zanzariere alle porte e alle finestre. Per aumentare l'efficacia, tratta le zanzariere con repellenti. Queste alcune delle soluzioni che vengono richieste. Togliamo pure lo schermata, grazie. Alcune dei consigli che vengono in questo momento diramati dalla Regione per evitare la puntura da zanzara West Nile. Dunque, queste le parole abbiamo sentito anche della figlia dell'imprenditore morto per questo virus, e anche le parole del professor Palù, che dice: ci aspettiamo un aumento dei casi nelle prossime settimane. Adesso andiamo velocemente in pubblicità e poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in diretta con la cronaca. Andiamo a Vicenza, dove la polizia ha arrestato un 21enne residente a Pescara per rapina. Il giovane è stato bloccato mentre era in corso una violenta colluttazione con il titolare di un ristorante di Vicenza, dove il giovane era entrato travisato ed armato di pistola chiedendo l'incasso. Il ristoratore ha approfittato di un momento di distrazione del bandito, gli è balzato addosso. Ne è nata dunque una violenta e pericolosa colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo è scaturita appunto questa rissa, alla quale hanno posto fine fortunatamente gli agenti di polizia, che hanno appunto bloccato il bandito e recuperato l'arma. Era una riproduzione di un'arma del tutto simile, dunque una pistola vera priva del tappo rosso, e il giovane è stato arrestato. A Vigonza invece ci sono cittadini esasperati da un'ondata di furti notevole. Allora il nostro Francesco Ratai, insieme a Cristian Rocca e Allende, è andato dal sindaco ed è con il sindaco per chiedere conto di questa situazione. Francesco. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo dicevi bene, siamo insieme al sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Vigonza, comune della cintura,
colpito dai predoni che in questi mesi estivi, probabilmente approfittando anche della gente che è in vacanza, che ha lasciato abbandonate le case, le ha prese di mira. Il sindaco ha scelto di mettere in campo anche la polizia locale fino alle 3 di notte, giusto? Sì, durante tutto l'orario notturno la nostra polizia locale andrà a sorvegliare il territorio e a fare dei controlli mirati. E questo è uno sforzo incredibile che noi stiamo chiedendo alla nostra polizia locale, che fino a qualche mese fa veniva impiegata solo fino alle 19, quindi a un orario serale, e proprio per accompagnarli in questa attività straordinaria abbiamo fatto degli investimenti anche sui mezzi della polizia locale, comprando un nuovo furgone con il cofinanziamento della Regione Veneto e sbloccando un'auto di pattuglia che da mesi era in officina e quindi non permetteva di avere una doppia pattuglia. E quindi faremo invece adesso i pattugliamenti notturni con doppia pattuglia per cercare di mettere un freno a questa situazione a cui Vigonza sinceramente è abituata, perché l'anno scorso abbiamo avuto anche 60 appartamenti svaligiati in una settimana, quindi subiamo le ondate in determinati periodi dell'anno di furti e vogliamo però adesso prendere in mano la situazione e contrastare questa situazione. Voi avete avuto anche degli incontri sia in prefettura che in questura, cosa vi hanno detto le istituzioni? Sì, allora noi abbiamo avviato ancora qualche settimana fa con il nostro comandante della polizia locale un tavolo tecnico con la questura, dopo la mia partecipazione al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con il prefetto, in modo tale da avviare una sinergia, un coordinamento tra la nostra polizia locale, i carabinieri della stazione di Vigonza, di Pionca e la questura di Padova. Degli interventi sono già stati fatti, dei controlli straordinari sono già in campo, chiederemo un nuovo supporto vista anche la situazione. Noi intanto facciamo il nostro mettendo a disposizione la polizia locale. Una particolarità che ci diceva il sindaco è che per combattere il caro bollette il Comune ha scelto di spegnere le luci dei lampioni di alcune zone della città per alcune fasce orarie. La particolarità è che le zone bersagliate sono quelle in cui i lampioni sono accesi. Sì, sembra un paradosso, ma la maggior parte dei furti o dei tentati furti si sono verificati o nell'orario in cui i lampioni sono accesi o nelle zone in cui i lampioni rimangono accesi e beffa della beffa abbiamo avuto anche dei ladri che hanno rotto i lampioni accesi per agire indisturbati, quindi anche l'impatto dell'illuminazione pubblica è veramente residuale per il contrasto alla criminalità. Quello che serve è ricostruire un sistema di controllo del territorio. Bene Nicola, se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie a Francesco Ratai, grazie al sindaco e anche a Cristian Rocche Allende. Restiamo in tema di furti. Un 51enne dell'Alta Padovana che ha derubato la stessa azienda per cui lavora razziando i bancali dell'azienda. Vediamo il servizio sui furto di bancali. Dipendente infedele di una ditta di lavorazione di metalli a Campo San Piero. Un 51enne di Massanzago, sempre della provincia di Padova, è stato denunciato per furto dai carabinieri del capoluogo dell'Alta Padovana perché, in combutta con un autotrasportatore 53enne di Mestre, rubava bancali dall'azienda in cui lavorava. Gli uomini dell'Arma li hanno colti sul fatto mentre caricavano sul camion del Mestrino 630 pedane di legno del valore di 6.300 euro senza l'autorizzazione della proprietà. Dalle prime indagini è emerso che non fosse la prima volta, anzi i furti erano già iniziati nel 2021 e il valore complessivo si aggira attorno ai 63.000 euro. Indagato anche un terzo complice, un 48enne di San Martino di Lupari, titolare di un'azienda di imballaggi, considerato il ricettatore della merce rubata.
Nel veneziano adesso, sottomarina, autisti dei bus in balia di giovanissimi bulli, arrivano i carabinieri. Autisti dei bus in balia dei baby bulli accade da tempo a Sottomarina di Chioggia, con i dipendenti di Bus Italia insultati, derisi e non soltanto con schiamazzi. Denunciano le violenze e le aggressioni, anche verbali, e chiamano i carabinieri al 112. L'ultimo episodio meno di una settimana fa, sabato scorso, quando i baby bulli, in particolare un gruppetto di Piove di Sacco, a capolinea dei bus extraurbani, pretende di salire con una bici, sembra frutto di un furto, e al rifiuto dell'autista, forse per intimorirlo, sale addirittura sopra il cruscotto del mezzo, impedendogli di partire. È qui che arrivano i carabinieri, permettono all'autista di poter partire verso Padova, sebbene con oltre mezz'ora di ritardo. I sindacati di categoria, dopo questo ennesimo episodio, chiedono che il sindaco prenda posizione quanto prima al fine di arginare situazioni quale quella di sabato scorso, per evitare possano degenerare in qualcosa di più grave. Torniamo adesso allora a parlare di economia e politica. Fra pochissimo ci collegheremo con i nostri ospiti per iniziare un po' il dibattito sulla situazione, lo stato dell'arte in queste ore. Ma ad introdurre il tema politico c'è anche l'economia. Abbiamo visto il decreto aiuti bis illustrato dal Premier Draghi, ma c'è il timore delle imprese. Lo abbiamo raccontato Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro, che ha parlato di un'economia che sta rallentando tra Treviso e Padova, e la preoccupazione per l'autunno, una preoccupazione che non è solo degli industriali ma anche degli artigiani. Destro ha fatto un ottimo intervento, lo devo dire, perché sostanzialmente ha centrato quali sono oggi i problemi di questo nostro paese. Se la politica non dà una continuità alle azioni che erano già attive prima di questo periodo, di questa grande crisi, sicuramente ci troveremo in difficoltà. Trova l'appoggio e la condivisione degli artigiani l'allarme sull'imminente frenata dell'economia di casa nostra lanciato dal presidente degli industriali di Treviso e Padova, Leopoldo Destro. Il presidente di Confartigianato della marca trevigiana, Oscar Bernardi, conferma che la ripresa non può reggere in uno scenario nazionale e internazionale di grande instabilità. Non abbiamo prospettive nel prossimo futuro perché ci sono troppe variabili in questo paese, e comunque anche a livello internazionale le variabili sono multiple. E sicuramente molte aziende andranno in crisi, e se pensiamo, mi permetto di dire oggi quanto vale solo il Superbonus 110, sicuramente ci troveremo in difficoltà il prossimo anno. Cessione dei crediti, inflazione, caro energia, costo delle materie prime. L'associazione ha messo nero su bianco una serie di considerazioni e di proposte indirizzate al nuovo governo, chiamato a impegnarsi sul fronte degli incentivi, della detassazione, dell'autonomia energetica e del sostegno alle famiglie, perché l'autunno sarà carico di incognite. Oggi il costo dell'energia, il costo delle materie prime e la difficoltà di reperire materie prime nel nostro paese, sicuramente non è possibile continuare così a sostenere questo sistema. Quindi le aziende hanno bisogno di certezze, di sicurezze, e hanno bisogno che la politica dia una continuità a quello che comunque questo paese oggi ha bisogno di avere per continuare a lavorare. Economia strettamente legata alla politica. Allora vediamo, Calenda è un po' il protagonista anche di queste ore, con le ultime dichiarazioni che adesso ripeteremo per iniziare il nostro dibattito politico. Allora sentiamo cosa ha detto ieri Calenda in Veneto. Io mi candiderò anche qui, in Veneto. È il mio collegio elettorale delle europee, è il posto dove tante volte sono andato a visitare imprese, impianti eccetera. È una terra che io sento molto affine, quindi sicuramente mi candiderò anche qui. Correrà in Veneto, probabilmente per un seggio alla Camera, il segretario di Azione Carlo Calenda, che arriva a Padova per poi toccare Asiago a 2 giorni dalla firma del patto elettorale con il PD di Enrico Letta. C'è un patto precisissimo, anzi è l'unico patto fatto veramente sui contenuti: termovalorizzatore, no aumento delle tasse, salario minimo per i lavoratori, rigassificatori, insomma ci sono tutti gli elementi molto precisi e specifici dell'agenda Draghi. Quindi il patto è fatto, io sono qua a fare campagna elettorale, basta discussioni, il patto c'è, l'assetto anche, è molto chiaro. Qui è un confronto di leadership, da un lato ci siamo
io e Letta, dall'altro lato ci sono Salvini e Meloni, e questo è, e gli italiani devono scegliere. Io credo anche rompendo quel criterio destra-sinistra che ha portato per 30 anni l'Italia a declinare. Io rappresento nella coalizione i liberali, moderati, popolari. Con Enrico Letta un buon rapporto, abbiamo tutti avuto grandi esperienze internazionali che servono, siamo pronti a governare il Paese anche in una condizione, soprattutto in una condizione così tragica, internazionale e economica. Sei arrivato in una terra di imprenditori dove sono molto preoccupati per la caduta del governo Draghi. Ma certo, ma hanno ragione. Io la conosco molto bene, questo è il mio collegio elettorale, abbiamo fatto Impresa 4.0, la strategia energetica nazionale. Le imprese se lo ricordano bene, l'ho detto oggi a Silvio Berlusconi, chiedi ai tuoi imprenditori se ha fatto più lui o io per le imprese. Noi gli abbiamo levato l'IRES, l'IRAP. Allora, questi sono i temi che vanno dibattuti. Nessun dialogo possibile con i 5 Stelle, interlocuzione solo sul programma sottoscritto con Verdi e Sinistra Italiana, puntualizza Calenda, che sull'autonomia si dice pronto a ripartire dalla legge quadro sulla quale era al lavoro il ministro Gelmini. Questa storia dell'autonomia è un po' surreale, perché l'ha promessa Zaia, l'ha portata avanti la Gelmini e fanno cadere il governo prima di poterla approvare. Si parte proprio da dove era arrivato la Gelmini. Sì, ma poi io dico una cosa, io ho sempre avuto questo principio, io penso che le regioni che spendono bene devono avere più autonomia, le regioni che spendono male devono avere meno autonomia, e mi pare che è il criterio che utilizziamo in tutte le cose della vita. Preoccupato per l'autunno e con una proposta in tasca, detassare un intero stipendio per annullare gli effetti del caro vita grazie alle maggiori entrate derivanti dall'IVA. Calenda in queste ore lavorerà sulla composizione delle liste. Allora, così ieri Calenda, saluto e ringrazio Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno. L'onorevole Sara Moretto di Italia Viva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Amedeo Fadini di Europa Verde, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, così ieri Calenda, oggi questa mattina le dichiarazioni dirompenti, insomma, che stanno un po' mettendo nuovamente in fibrillazione il centro-sinistra sono le seguenti. Alle 9.31 dice: abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma a condizioni nette, non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto, ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito, anche basta. E dopodiché alle 10.37 su Twitter direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c'è una scelta netta da fare per il PD, che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l'opposto a quanto dice evidentemente Europa Verde e Sinistra Italiana. A queste condizioni, per quanto ci concerne, non c'è spazio per loro nella coalizione. Dunque il tavolo del centro-sinistra è ancora molto ballerino, proprio nelle ore in cui si dovrebbe arrivare a un accordo, insomma si discute di questa alleanza anche PD da una parte, Sinistra Italiana, Europa Verde dall'altra. Allora partirei proprio da Fadini. Che succederà secondo lei? Diciamo Calenda è stato molto chiaro. Guardi, allora, mi piacerebbe, buongiorno a tutti i telespettatori, mi piacerebbe sapere anche a me cosa succederebbe. Oggettivamente io ho iniziato a fare politica da poco, non sono neanche esperto della sinistra perché esco comunque da un percorso completamente diverso, per cui sono d'accordo con l'affermazione di Calenda che diceva che bisogna superare la contrapposizione destra e sinistra, e effettivamente i Verdi lo fanno da sempre, si propongono come forza trasversale. Chiaramente abbiamo l'alleanza con Sinistra Italiana, abbiamo un progetto chiaro che qualche punto in comune, penso al salario minimo, ce l'ha anche in comune, però francamente io non l'ho visto nell'agenda Draghi il salario minimo, io non ho visto dei passi avanti e dei sindacati che sono usciti dall'incontro con Draghi soddisfatti. Io non ho visto la preoccupazione per l'autunno che abbiamo, no? Per cui io cosa succede non lo so. Ho piena fiducia ovviamente negli accordi che faranno a Roma. Perché? Perché il nostro partito in maniera democratica, Europa Verde, ha già fatto un consiglio federale, ha dato degli indirizzi e questi indirizzi verranno rispettati. Chiaramente l'indirizzo è quello di cercare di fare, come ha detto Eleonora Evi, che tutti i giornalisti non la nominano mai, ma per noi siamo fuori dalle categorie normali, noi non siamo Fratoianni Bonelli, noi siamo un partito che ad ogni livello ha due portavoce, per cui anche a livello diciamo molto locale ci siamo io e Alessandra Zoppas, a livello provinciale Daniele Teozzi e Elisa Casionato, per cui abbiamo una struttura
che rompe gli schemi, anche gli schemi di Calenda. Per cui io direi che il problema è di Calenda, cioè lui dice di avere questo accordo con il PD, ha pestato i piedi, ha portato a casa qualcosa, però se si vuole davvero rispettare la Costituzione, se si vuole davvero proporsi agli italiani e andare a guardare il tema più urgente, che è quello della giustizia climatica e giustizia sociale, io credo che la coalizione vada allargata. Cosa succede? Non lo so, ma ho piena fiducia nei miei leader a Roma. C'è il pericolo, insomma, che l'elettorato che veda questa situazione poi, come dire, scelga di non andare a votare? Vedendo quello che Renzi ha definito, adesso lo sentiremo anche Moretto, Renzi ha definito questo gioco di alleanze a un teatrino, insomma, evidente. Mi pare che da diversi anni il messaggio dell'elettorato, restando a casa, è che loro non vogliono sentir parlare di accordi, di alleanze, di ultimatum, ma loro vogliono vedere dei politici che si impegnano e che risolvono i problemi del paese. Per cui sì, io mi aspetto che purtroppo l'astensione da un lato aumenterà. Io penso che il nostro elettorato di riferimento invece crescerà, perché c'era quel sondaggio del 2 agosto distribuito da Sky TG24, mi pare Piepoli, con le varie tematiche da affrontare, e sulla tematica ambientale comunque il 10%, la prima scelta è proprio il nostro partito, Europa Verde, l'alleanza Europa Verde e sinistra italiana. Quindi le persone seriamente preoccupate per l'ambiente sanno già chi votare. Le chiedo anche questo, c'è un tweet anche di Dario Franceschini, Partito Democratico, che dice, è un appello che lancia sia Calenda che Fratoianni. Calenda e Fratoianni, fermatevi, ci aspetta una sfida molto più grande dell'interesse dei nostri partiti, evitare che l'Italia finisca in mano a una destra sovranista e incapace. Per iniziarla a vincere bisogna accettare le nostre diversità. È d'accordo con questo appello di Franceschini a Calenda e Fratoianni? Allora, l'ultima frase, bisogna accettare le nostre diversità, chiaramente è nello spirito costitutivo dei Verdi, non solo di Europa Verde, che è un partito nuovo, ma anche della Federazione dei Verdi che l'ha preceduto. Alex Landger diceva che dovevamo essere costruttori di ponti a tutti i livelli. Anch'io a livello locale, prima delle elezioni di Conegliano, sono andato a bussare anche a rappresentanti di partiti che non mi stanno per nulla simpatici, ma assolutamente bisogna superare le diversità. Non ho capito perché dovrebbero fermarsi Bonelli e Fratoianni, perché stanno cercando di fare chiarezza per una coalizione che davvero sia un argine alla destra sovranista. Per cui non ho capito, si chiede chiarezza e gli si dice no, l'accordo è già stato fatto. Intanto a me sembra più un accordo tecnico di spartizione dei collegi che un accordo politico sui contenuti. Comunque Bonelli e Fratoianni stanno lavorando, e Bonelli perché è a Roma e l'Eleonora Evi è a Bruxelles, ma ovviamente, ripeto, con il mandato ricevuto dai rispettivi consigli federali stanno lavorando per fare chiarezza, non stanno rompendo la coalizione. Moretto, allora, mentre in queste ore Di Maio attacca Calenda dicendo è un estremista, Renzi dice Calenda butta via una opportunità del polo riformista, una grande opportunità, un polo riformista al 10% viene buttata via da Calenda. Beh, mi pare che ormai sia sotto gli occhi di tutti, man mano che il quadro diventa più confuso, mi pare, in alcune alleanze diventa molto più chiaro per noi. Italia Viva fin dall'inizio è nata per costruire un terzo polo, un'alternativa agli schieramenti tradizionali degli ultimi anni, e sta andando avanti per questa strada con chiarezza e senza ambiguità. Io prendo spunto dai servizi che lei ha trasmesso in apertura. Da un lato le imprese, lo dicevano per bocca del rappresentante di Confartigianato, si vedono preoccupate e chiedevano continuità nell'agenda di governo, e da un lato quindi c'è una coalizione, quella di centrodestra, che è la responsabile della caduta del governo Draghi e dell'interruzione quindi delle politiche che anche le imprese venete attendevano anche in vista della nuova legge di bilancio.
Dall'altro, purtroppo, ma mi pare che insomma sia stato appena anche chiarito, c'è un'alleanza che è stata fatta esclusivamente sulla base dei posti, su presunti collegi sicuri, su diritti di tribuna, su ospitalità a Di Maio o D'Incà che si inventano dei simboli il giorno prima delle elezioni, ma che non sia un accordo sui contenuti, perché Calenda che dice abbiamo un patto scritto e chiaro sui contenuti, 5 minuti dopo dice ma c'è autonomia programmatica, ognuno dica quello che pensa. Io credo che l'elettore quindi si trovi da un lato chi ha fatto cadere il governo Draghi, dall'altro una coalizione che nel caso dovesse vincere non sarà in grado di mettersi d'accordo su uno dei punti urgenti per il Paese, dall'energia all'economia al lavoro. Quindi da questo punto di vista io credo che purtroppo man mano che si confonde la situazione degli altri partiti, la situazione di Italia Viva sia piuttosto chiara. Dispiace davvero che Calenda abbia perso questa occasione, ma percorrerà la strada con il Partito Democratico e con Sinistra Italiana e i Verdi se si metteranno d'accordo sugli ultimi posti da assegnare e vedremo come va il 25 settembre. Perché non è riuscita, diciamo, Italia Viva a entrare in questa coalizione? C'era proprio dall'inizio, fin dall'inizio, la volontà di avere un posto ben specifico nello scacchiere politico, e se l'obiettivo, diciamo, è quello di sconfiggere, diciamo, il centrodestra, perché Italia Viva sceglie di correre da sola o comunque di non entrare in una coalizione superando le cosiddette diversità? Ma Italia Viva ha lavorato fin dall'inizio quindi per la costruzione di un terzo polo, nella convinzione che questo intercetti una fetta di elettori che comunque attendono questo tipo di proposta. Penso anche ai tanti elettori di Forza Italia che hanno visto d'un tratto in un pomeriggio scomparire del tutto l'identità di Forza Italia con diciamo, la bocciatura di Mario Draghi. Dall'altra io credo che questa narrazione del fronte, diciamo, contro, mettiamoci così, insomma, l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi sia una narrazione che di fatto non è mai esistita. Se il Partito Democratico avesse voluto costruire un fronte unitario contro la Meloni, avrebbe dovuto per esempio tenere dentro anche il Movimento 5 Stelle di Conte. Quindi il fronte non esiste perché già c'è il Movimento 5 Stelle che corre da solo, guidato da Conte, altra forza politica responsabile della fine del governo Draghi. Dall'altra restava quindi da parte nostra, con la massima apertura, la valutazione di due alternative: essere coerenti nella costruzione di un terzo polo o andare a trattare 4-5 posti, perché di questo si trattava, con il Partito Democratico. Se permette, la scelta per noi è stata chiara fin dall'inizio: non ci interessa trattare per 4-5 seggi, non sono questi che ci permetteranno di fare la battaglia sulle idee, sui principi diciamo in contrapposizione al centrodestra, la facciamo con libertà e coraggio dal terzo polo. Montuori, il centrodestra insomma appare almeno formalmente insomma più compatto rispetto a questa coalizione diciamo contraria. Non mancano però all'interno insomma del centrodestra anche le valutazioni, i dibattiti sull'autonomia, sul ruolo anche ad esempio di chi dovrà guidare il Viminale. Come vede intanto però l'evidente critica ad esempio delle imprese? Lo ha detto ieri, 2 giorni fa, proprio Leopoldo Destro, dicendo quella della caduta di Draghi è stata un'azione irresponsabile. Si è bloccato il collegamento, proprio in attesa della risposta. Vediamo se Montuori c'è ancora. O forse si deve ricollegare. Allora, in attesa di ricollegarsi, chiedo un'altra cosa. Ieri, a proposito di imprese, ripartiamo da Moretto, poi andiamo da Fadini, in attesa di Montuori, vediamo se si ricollega. C'è stato però il via libera al decreto aiuti bis. Ecco, da quello che avete potuto osservare, come giudicate questo ulteriore piatto da 17 miliardi? Moretto. Sì.
Io credo che sia un decreto che contiene la proroga di misure necessarie, perché lì dentro ci stanno anche la proroga delle misure per contenere il caro bollette e il caro carburanti. Ci sono quindi delle misure che erano necessarie e urgenti, e quindi il decreto ha sicuramente da parte nostra un giudizio positivo. Resta il fatto però che è un decreto che si limita alle cose condivise, alle cose urgenti. Avrebbe potuto essere un decreto nel quale inserire questioni anche più politiche, più discusse. È un decreto che quando arriverà in Parlamento, ovviamente in piena campagna elettorale, con tutta probabilità sarà un decreto bloccato, nel quale non potremmo fare la nostra parte, non potremmo portare, per esempio, come si fa di solito in queste occasioni, esigenze territoriali. Insomma, il compito mio come parlamentare del Veneto, quando arriva un decreto, è, oltre ad una visione nazionale, anche quello di verificare se ci sono delle possibili modifiche o integrazioni che vadano a favore delle famiglie e delle imprese del mio territorio. Questo non lo potrò fare perché siamo con un governo diciamo ormai in prorogatio, non in piene funzioni, e con un decreto che si limita a fare le cose urgenti e necessarie. Quindi il decreto è un decreto positivo, ma che purtroppo è un'occasione persa. Allora vado da Fadini e poi così poi facciamo tutte le altre domande anche a Montuori. Il decreto aiuti bis, è d'accordo con Moretto che insomma è un decreto ovviamente emergenziale ma non guarda al futuro? Allora è un decreto, sì, sono d'accordo che comunque è un decreto, come dice la parola stessa, emergenziale. Sarebbe un problema se il governo decreta su cose non urgenti. Manca una visione strategica che pure nel decreto ci può essere, per cui manca una scadenza. Cioè io ho letto qualcosa davvero adesso perché comunque non ho seguito tutto il flusso delle notizie. Per esempio comunque sul problema della riduzione del cuneo fiscale, cioè è un atteggiamento, è una modalità di pensiero di cui sento parlare davvero da quando ero piccolo, da più di 20 anni. Bene il bonus sociale sull'energia, ma manca comunque una visione strategica sull'energia. È in linea con l'operato di questo governo, che però nasce male. La responsabilità, permettetemi, la responsabilità delle situazioni non è solo di chi l'ha fatto cadere il governo, ma anche di chi l'ha messo in piedi, perché si sapeva che i governi di unità nazionale comunque poi hanno dei veti politici incrociati. Infatti arrivati come un orologio alla scadenza della legislatura, quando i parlamentari hanno avuto la pensione assicurata, le forze politiche hanno iniziato a litigare. È inutile dare la colpa ai soliti 5 Stelle, perché comunque la fiducia hanno evitato di votarla anche le forze di destra, per cui va benissimo. Io ho piena fiducia che questo governo in prorogatio porti a casa ad esempio gli obiettivi del PNRR, che sono degli aspetti abbastanza tecnici e sono in mano sostanzialmente a un economista e a dei suoi amici. Più che altro giudichiamo anche che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto questo governo Draghi sul clima. Ma a voi pare davvero che il ministro della transizione ecologica, che i nostri parlamentari hanno sempre duramente contestato, abbia risolto il problema, abbia risolto la dipendenza pur nell'emergenza, cioè andando a cambiare spacciatore di gas, quindi passando da una quasi dittatura che è la Russia, diciamo, passando a paesi come il Mozambico, che pure hanno grossi problemi di stabilità politica e di democrazia. Vi pare che il problema è risolto, che possiamo fidarci di questo? Cioè io direi che questo decreto bene, va avanti con quello che il governo ha fatto, poteva fare sicuramente di più. I nostri parlamentari di Europa Verde avevano proposto un ordine del giorno sull'aumento della tassa agli extraprofitti di Eni, cioè che per arrivare al 100% del taglio degli extraprofitti potrebbe entrare di nuovo in questo decreto, per cui anche quando arriva in Parlamento, se davvero la questione sociale interessa, ecco, mi auguro che anche la Moretto possa andare ad ampliare, anche perché il gettito previsto dalla tassa del 25% sugli extraprofitti mi risulta che non sia arrivato, mi corregga se sbaglio. Allora, Montuori, ripartiamo da qui e poi andiamo sul resto. Un suo commento al decreto aiuti bis. Il decreto aiuti oggi non può che dare un contributo ragionevole in un momento di emergenza. Diciamo che non è così che si risolvono le situazioni
di questo Paese. Il decreto aiuto è l'ennesimo tampone di 5 anni di governo che non è riuscito a mettere in piedi delle politiche industriali, energetiche, legate ai lavoratori che avessero un significato sensato. Ora, per fortuna, qualcuno dice che il centrodestra ha fatto cadere il governo. No, non è stato il centrodestra, ma sono stati i 5 Stelle che hanno fatto cadere il governo. Ora il governo finalmente va a casa, ci sarà un nuovo governo di centrodestra con anche delle politiche coerenti e delle visioni del mondo che sono coerenti rispetto a quello che si vuole portare avanti, e quindi ci saranno degli strumenti efficaci per cercare di tamponare all'inizio, di programmare nel breve e di pianificare anche nel lungo, in modo che comunque ai cittadini venga data una prospettiva di governo che sia quella che li rassicura, come può rassicurare gli imprenditori, sulla stabilità e sulla coerenza anche nella gestione di quelle che sono le politiche di un paese che deve guardare oltre il breve, oltre i bonus, oltre i monopattini, oltre i banchi a rotelle, ma che deve guardare al taglio del cuneo fiscale, che deve guardare al favorire le imprese che generano lavoro, a dare i giusti stipendi ai lavoratori, perché è corretto dare i giusti stipendi ai lavoratori, e inoltre a cercare di capire come si può lavorare su programmi di lungo periodo, perché questo è quello che ci possiamo permettere di fare in merito all'energia, per diventare autonomi anche dal punto di vista energetico, utilizzando quelli che sono anche giacimenti che circondano l'Italia e che poco stiamo utilizzando in questo momento, di cui sempre si parla poco, perché il turboecologismo, che poco porta rispetto al vantaggio di avere un paese attento all'ambiente, ci ha portato a non avere più risorse energetiche, perché non abbiamo deciso di estrarle vicini a noi, come sta facendo la Croazia, come sta facendo l'Egitto, ma abbiamo semplicemente deciso di demandare ad altri questo tipo di attività. Ora è il momento di tornare indietro, che su quello non sono cose semplici, ci vorrà del tempo, ma si vanno pianificate, perché la politica deve guardare al breve, al medio e al lungo periodo. Ecco, nella bozza, diciamo, di intesa del centrodestra c'è anche il rilancio, insomma, del nucleare di ultima generazione, così? Beh, è corretto. Perché non parlare di nucleare pulito? Se si può fare, si farà. Perché non parlare? Il nucleare pulito, come hanno tanti paesi che ci stanno vicini, non pulito, è una fonte di energia che dobbiamo assolutamente mettere in campo. Non è che possiamo averlo da oggi a domani, però dobbiamo pensare un politico serio, un governo serio deve avere politiche anche di lungo periodo, perché non si può pensare a fare centrali nucleari da oggi a domani, ma bisogna pensare anche al futuro dei nostri figli, e quindi da qui a 10 anni come vediamo il paese. Quindi bisogna pianificare oggi per vedere il paese tra 10 anni. L'indipendenza energetica non è una cosa che si ottiene in 2 giorni, ma di sicuro bisogna iniziare a pensarla oggi per averla domani. Su questo volevo sentire un attimo, ovviamente, Europa Verde. Montuori ha parlato di turboecologismo che ha in qualche modo ostacolato anche l'autonomia energetica. Secondo lei? Sì, mi chiedevo se la parola turboecologismo e ostacolo è rivolta a noi, perché vuol dire che non conosce le politiche del partito, evidentemente, quello che hanno fatto prima i Verdi e quello che sta facendo adesso Europa Verde, perché si parla molto del rigassificatore nel porto di Piombino, ma chiedere delle garanzie su quando verrà tolto, visto che deve essere una cosa emergenziale, e soprattutto fare presente che noi in Veneto abbiamo un rigassificatore a 4 miglia dalla costa, e mentre invece lì lo vogliono mettere nel porto vicino alle case della gente, e quindi questo deve chiedere le garanzie aggiuntive. Questo non significa bloccare il paese, bloccare il sistema, no? Le politiche ecologiste sono molto concrete, non c'è un'ideologia, un partito preso, invece, come invece c'è sul nucleare pulito. Il nucleare pulito è un ottimo slogan, lo potete scrivere sui volantini elettorali tranquillamente, però è solo quello, sono 2 parole che non vogliono dire niente, perché il nucleare pulito non esiste. Certo, l'energia nucleare è certificato da parecchie cose, soprattutto il report del JRC, che è servito per inserirla nella tassonomia verde dell'Unione Europea, è quella che in assoluto per megawattora emette meno CO2, ma non è un buon affare. Ricordo a tutti che il nucleare non è proibito in Italia. Il referendum del 1987 ha semplicemente abrogato le norme che permettevano, come
come dice Calenda, di militarizzare i siti, cioè permettevano di passare sopra le comunità locali quando si faceva una centrale nucleare. Però non è stato un buon affare. La centrale del Garigliano è stata chiusa per motivi economici nel 1982, cioè andiamo a studiarla la storia del nucleare. Dopodiché, se voi avete degli elettori che si lasciano abbindolare da due parole messe insieme, d'accordo, noi no, noi abbiamo un comitato scientifico. Noi abbiamo comunque degli elettori che ci chiedono i numeri, che ci chiedono le cose, per cui assolutamente, certo, se un domani ci sarà si potrà considerare. Il nucleare che c'è in Europa sta dando una mano alla decarbonizzazione, ma comunque la riflessione sul nucleare noi Verdi ormai l'abbiamo chiusa con quel famoso slogan: no, grazie. Preferiamo un'altra scelta, che è il futuro, perché anche la Cina sta investendo sul nucleare, ma sta investendo di più sulle rinnovabili. Dopodiché ricordo a Montuori che nessuno ha mai smesso di estrarre gas in Adriatico. Il volume di gas dipende solo dalla possibilità o meno di fare profitti, e soprattutto se estraggono lentamente in Adriatico le grandi compagnie è perché hanno paura delle spese che gli aspetta all'esaurimento del giacimento, quando poi bisognerà andare al decommissioning di quelle piattaforme, che invece speriamo possano essere un asset importante per l'energia pulita, perché possono essere comunque delle basi anche di trasformazione o di produzione di idrogeno, se si deciderà finalmente di fare eolica offshore, di cui ci sono 60 richieste al Ministero dell'Ambiente, e in 2 anni il Ministero prima dell'Ambiente, ma soprattutto il Ministero della Transizione Ecologica, che ovviamente aveva un mandato molto più forte per agevolare le energie pulite, non ha fatto nulla per mandare avanti. Non c'è una mappa di dove si può fare e di dove non si può fare. I tempi sono lunghissimi, la quantità di autorizzazioni è enorme. Allora, faccio replicare e poi andiamo a Moretto, perché vorrei sentire anche lei proprio sulla questione del nucleare. Insomma, la posizione di Europa Verde è questa, e quindi è importante anche sapere poi quello che entrerà nella coalizione, se ci sarà poi la coalizione davvero PD, Calenda, Sinistra, Europa Verde, se si farà, perché le ultime dichiarazioni di Calenda sono abbastanza forti. Bisognerà capire se poi cosa decideranno in queste ore Sinistra Italiana e Europa Verde al tavolo col PD. Però volevo che replicassi un attimo Montuori alle parole di Fadini, e poi andiamo da Sara Moretto. Grazie. Fadini dice noi diciamo no grazie, ma è una costante, voglio dire, ma è giusto che ognuno abbia le proprie posizioni. Noi invece diciamo sì, pensiamo al nucleare pulito, perché è una cosa che sta salvando parzialmente Germania e Francia, ma anche la stessa Slovenia, dai costi elevatissimi delle bollette che abbiamo noi cittadini. Quindi insomma io dico che il nucleare può essere introdotto, non bisogna avere rispetto a queste cose dei niet assoluti, perché le politiche energetiche comprendono anche l'approvvigionamento da varie fonti. Poi sull'ecologico, su tutto quello che riguarda le energie rinnovabili, è evidente che va sburocratizzato tutto quello che è l'aspetto legato alle energie rinnovabili, che oggi è oggettivamente inchiodato da un governo di centrosinistra che dovrebbe essere attento all'ambiente, che non si preoccupa neanche dell'agricoltura, che è il primo elemento che rende rinnovabile l'energia, perché insomma attraverso quello che si può utilizzare dai derivati dell'agricoltura si può generare anche un'energia pulita. Ma a parte questo, noi siamo convinti che vada fatto un piano strategico, che vadano riprese le estrazioni del gas ai volumi che fa la Croazia, no? O l'Egitto, non ai volumi che fa l'Italia, che sono irrisori e che non coprono praticamente nulla delle richieste del fabbisogno italiano, e quindi su questo sicuramente dovremo lavorare. Poi che si possono convertire le piattaforme a fine ciclo in piattaforme ecologiche per il ricavo di energia, va benissimo, su questo siamo assolutamente d'accordo. Non vogliamo inquinare di più l'ambiente come fa la Cina, che ci inonda di prodotti producendo CO2 a livelli inimmaginabili. Noi vorremmo che l'Italia però non fosse nemmeno il paese che subisce le politiche economiche di altri paesi che non si preoccupano di inquinare e che invece non fa nulla per cercare di favorire i suoi imprenditori attraverso i costi delle bollette e gli stessi cittadini più bassi, cercando di attivare quelle politiche energetiche che vanno pianificate da oggi per avere un risultato tra 5-6 anni, salvi gli aspetti emergenziali di cui ci dobbiamo preoccupare subito, cercando di abbattere i costi per le aziende che oggi si trovano a competere con un mercato falsato da chi il gas lo sta comprando a cifre diverse, da chi sta utilizzando il carbone, da chi sta utilizzando il nucleare, e che questi costi non li aggiunge ai suoi prodotti, che poi però esporta in Italia. Moretto.
Sì, mi consenta, siccome la campagna elettorale, abbiamo detto, sarà purtroppo brevissima, o per fortuna, dipende dai punti di vista, e estiva, quindi io credo che ci sia bisogno di estrema chiarezza, quindi faccio un passo indietro, poi torno sui temi energetici assolutamente. La prima discriminante in questa campagna elettorale sarà tra chi ha sostenuto e intende sostenere l'agenda del governo Draghi e chi no. Su questo però cerchiamo di non dare messaggi sbagliati. Il centrodestra, tutto, Fratelli d'Italia da sempre, su questo c'è da riconoscere una coerenza, ma la Lega e Forza Italia hanno fatto cadere, hanno provocato le dimissioni di Mario Draghi. Su questo almeno chiariamoci, perché insomma ero in Senato quel giorno, quindi da spettatrice perché sono deputata, ma ho visto come sono andate le cose e questo è evidente. Dall'altra parte Letta più volte e Calenda anche hanno più volte detto che comunque la coalizione è una coalizione a sostegno in continuità con l'agenda Draghi, quindi io a Europa Verde dico di farsi un attimo di chiarezza, perché in quella coalizione si intende proseguire almeno a parole l'agenda Draghi, quindi non si può venire qui a demolire 18 mesi di governo che tra l'altro mi pare anche dal servizio iniziale è un governo che alle imprese e ai territori ha dato delle risposte, perché se si chiede che ci sia continuità quel giudizio è sicuramente positivo. Quindi mi consenta un attimo almeno questa chiarezza. Italia Viva da questo punto di vista si è sempre schierata, avendolo anche voluto, per il governo di Mario Draghi, ma soprattutto per l'agenda che ha portato avanti in questi mesi. Sull'energia, io vorrei che fosse chiaro, è stato un tema di cui mi sono occupata anche in commissione perché è tema, diciamo, di competenza. Noi ci troviamo a pagare da un lato le politiche, la mancata programmazione del passato e i continui no che abbiamo vissuto nel nostro paese, no che in molte occasioni stavano proprio dentro al Ministero dell'Ambiente, vecchia edizione, no? Che si limitava a bocciare progetti, a rallentare iter, a non dare autorizzazioni. Oggi ci troviamo in un'emergenza, quindi vengono al pettine tutti i nodi che abbiamo lasciato indietro, scelte che abbiamo rinviato e che ci tocca fare oggi in un momento di emergenza. Allora è evidente che noi dobbiamo fare scelte di lungo termine e quindi sì investire nelle rinnovabili, cercare quindi di dare un altro taglio alla produzione e al consumo di energia in Italia, partendo, permettetemi, dall'efficienza, perché la prima chiave per pagare meno e consumare meno, quindi da questo punto di vista non si fa solo col 110%, ci sono molte altre vie anche in ambito industriale per consumare meno, però oggi dobbiamo dare delle risposte immediate e quando noi parliamo di scelte energetiche e sostenibili dobbiamo prima di tutto guardare alla sostenibilità economica e sociale. C'è un pezzo della nostra industria che in questo momento non può fare a meno del gas. E noi crediamo che non si possa, in virtù di scelte ideologiche, far chiudere delle aziende e perdere posti di lavoro. Quindi in questo momento il gas sarà pure una fonte di transizione, ma è una fonte necessaria e per questo è necessario che i rigassificatori si facciano. Tra l'altro adesso va bene lo spauracchio alle persone, ma si tratta di impianti sicuri che non creano problemi ai territori dove vengono installati e crediamo anche che il nostro paese debba dotarsi di una maggiore capacità di rigassificazione in maniera permanente, perché comunque il gas liquido è una delle alternative, una delle componenti del mix di fonti di cui il nostro paese ha bisogno. E venendo alle rinnovabili, e chiudo col nucleare, venendo alle rinnovabili, noi siamo fortemente convinti che si debba percorrere la strada delle rinnovabili, sapendo che oggi è che queste saranno però a pieno regime non immediatamente, fra qualche anno, perché il nostro paese deve infrastrutturarsi per le energie rinnovabili, quindi dare ok a impianti di produzione, ma anche strutturarsi per la distribuzione e per l'accumulo di energia, perché le fonti rinnovabili spesso sono fonti non stabili che non garantiscono una stabilità di energia e c'è bisogno di accumulo. Quindi in tutto questo percorso il problema finora sono state le autorizzazioni e credetemi che anche in questi 18 mesi il ministro Cingolani, che è stato criticato e che sicuramente magari poteva fare di più, ma si è dovuto scontrare
con tanti di quei no, di quei finti sì, chiamiamoli così, perché si dice sì, ma noi le vogliamo, gli impianti, la produzione, il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista è il campione di questo atteggiamento, salvo poi mettere i bastoni tra le gambe a qualsiasi semplificazione. Noi abbiamo proposto semplificazioni procedurali che non vanno a togliere tutele ma che accelerano le procedure. Ci sono sempre stati dei no, il ministro Cingolani ha dovuto arrabattarsi tra tanti no, in primis del Movimento 5 Stelle. Per chiudere con una battuta sul nucleare, io credo che il nostro paese viva nel tabù del nucleare, che sia giusto investire nella ricerca sul nucleare. Giustamente Fadini diceva bisogna raccogliere dati, informarsi e affidarsi alla scienza e alla ricerca scientifica. Le nostre università, Enea, i nostri enti scientifici italiani stanno da anni studiando e facendo ricerca sul nucleare, e da quelle fonti, quindi non da Sara Moretto ma dall'università e della ricerca, viene un parere assolutamente positivo verso la ricerca e l'applicazione di un nucleare di quarta generazione che, oltre a essere pulito, è anche sicuro e affidabile. Quindi da parte nostra c'è un sì alla ricerca e a proseguire sulla strada anche del nucleare di quarta generazione. Poi ovviamente devono venire anche le valutazioni economiche, ma è inutile tapparsi una strada prima ancora di valutarla solo per un tabù ideologico. Fadini. Sì, allora intanto volevo far sottolineare anche i punti in cui noi tre siamo assolutamente d'accordo, per cui sicuramente concordo con la Moretto e la ringrazio per appunto confermare la necessità della ricerca scientifica, e anche appunto Montuori ha detto priorità alle rinnovabili. Come ha confermato la Moretto, nucleare pulito siamo a livello di ricerca, per cui poi eventualmente si valuterà, però adesso come adesso insomma non è un blocco ideologico, lo ripeto, noi Verdi non abbiamo un'ideologia di riferimento, anzi siamo una realtà anche molto variegata, il partito è una federazione, per cui ugualmente ripeto, non prendete le mie parole di piccolo esponente locale, anche ultimo arrivato, come la voce ovviamente di tutto il partito, che ha i suoi portavoce ad ogni livello, come dicevo, no? Per cui non c'è interesse a demolire il governo Draghi. Certo, una mia personale impressione, se si continuava con un governo politico e non arrivare a un governo tecnico era meglio, per cui insomma chi Draghi lo ha messo lì una responsabilità ce l'ha anche sul fatto che sia caduto. Come la Moretto ha confermato, non è caduto solo per colpa dei 5 Stelle. Lasciatemi dire questa parola: semplificazione, sburocratizzazione. I rigassificatori come tecnologia di transizione molto probabilmente li faremo, ne abbiamo già uno in Veneto, però non è che bisogna togliere le regole, bisogna farle funzionare. In Veneto, ad esempio, quando, ripeto, è capitato alla Di Gaspero, la mia candidata alle comunali, quando uno deve installare un impianto fotovoltaico in zona vincolata, deve chiedere un'autorizzazione paesaggistica, e su questa autorizzazione paesaggistica decide liberamente la soprintendenza al di là di qualsiasi criterio. E sapete perché? Perché il Veneto, nonostante ci ha lavorato per più di 10 anni in regione, ci ho lavorato anch'io come tecnico, non ha mai approvato un piano con valenza paesaggistica, perché non si fanno scelte strategiche in Veneto. Per cui, per esempio, a Montuori che dice bisogna trivellare di più, gli ricordo che Fratelli d'Italia in Veneto è in maggioranza, e quando il Ministero ha autorizzato l'apertura del nuovo pozzo della piattaforma Teodorico, che è la più a nord dell'Adriatico, tranne la Ada che è chiusa ai tempi per la legge sulla subsidenza, il Veneto ha dato parere contrario con motivazioni scientifiche molto labili, però la sua maggioranza, cioè Fratelli d'Italia, ha dato parere contrario, per cui anche la destra fa esattamente quello che diceva la Moretto. A seconda della campagna elettorale che hanno, la raccontano diversamente, perché comunque all'epoca c'era comunque la campagna elettorale dei Veneti e quindi hanno dato parere contrario alle trivellazioni in Adriatico. Certo, non c'era la crisi energetica sicuramente, comunque il gas di sicuro non è il futuro, su questo siamo d'accordo tutti e tre.
Lasciamo un attimo da parte la questione ambientale, che comunque ha un peso importante e l'abbiamo imparato a nostre spese proprio in questo periodo. Volevo tornare un po' sulla questione più politica, vorrei sentire che Moretto fra pochissimo. Prima però Montuori, allora dicevamo prima, rispetto alla situazione diciamo della coalizione avversa, chiamiamolo del centro-sinistra, insomma Letta, Calenda, Sinistra, Europa Verde, insomma sempre che ci sia poi questa coalizione, perché ancora è tutto come dire in alto mare. Rispetto a questa situazione il centrodestra appare certamente più compatto, peraltro insomma, è evidente ormai che il sorpasso non solo in termini di indicazioni di voto ma anche di guida di questo centrodestra è evidente, insomma in Giorgia Meloni ormai si parla di Giorgia Meloni come riferimento anche come guida del centrodestra. Ecco, in questi giorni però ci sono state delle puntualizzazioni che fanno capire che all'interno della coalizione il dibattito resta aperto su alcuni temi. Allora si è detto Salvini che insomma chiede di fatto il Viminale, ma Meloni che dice è ancora presto per parlare di questo. Sull'autonomia, tema di cui stanno parlando di fatto tutti e sappiamo anche questo quanto è importante per il Veneto, c'è questa bozza, c'è questo documento che deve essere sottoposto, che viene sottoposto anche a Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia che dice per bocca di Meloni nei giorni scorsi nei giornali no a fughe in avanti. Allora si sta discutendo di questi temi all'interno del centrodestra? Sì, poi io non mi occupo dei ministeri di Salvini, mi occupo poi delle politiche trevigiane, ma sicuramente si discute. Non credo che, però mi permetta solo Zanetti di tornare dietro un attimo. Cioè il fatto che qualcuno dica il centrodestra ha fatto cadere il governo Draghi, io dico bene, per fortuna, era ora che cadesse il governo Draghi, perché le politiche del governo Draghi non ci hanno mica arricchito, abbiamo un debito che sta salendo continuamente, non è solo la crisi economica, poi che adesso qualche dato del PIL ci rassicuri, direi facciamo bene attenzione, il PNRR usato dall'Italia ha finanziato il restauro di qualche borghetto, cioè non ci sono politiche strategiche, l'agenda Draghi di strategia ha ben poco, ha più di marchette elettorali fatte da chi con Draghi governava, quindi 5 Stelle e company. Detto questo, tornando al centrodestra, il centrodestra è sicuramente molto compatto, il problema dell'economia e dell'autonomia è un problema che non si pone, noi l'avevamo già votata in tempi non sospetti, quindi non siamo stati 5 anni al governo noi, perché se ci fossimo stati noi l'autonomia sarebbe già arrivata. La Meloni non dice freniamo sull'autonomia, dice mettiamo l'autonomia insieme al resto, che non è frenare, l'abbiamo sottoscritta tutti in Veneto, abbiamo detto tutti sì all'autonomia, perché l'autonomia delle regioni virtuose è necessaria per aiutare anche le regioni che faticano di più ad esserlo. Certo che noi guardiamo ad una logica nazionale come partito e non pensiamo che l'interesse di una singola regione poi possa essere l'interesse della nazione, e non avrebbe senso questo, quindi noi diciamo le regioni virtuose devono avere la possibilità di gestire al meglio le loro risorse, aiutando anche le regioni meno virtuose. Detto questo, se chiediamo anche il fatto che all'autonomia venga collegato il presidenzialismo e il patto anti-inciucio, che purtroppo è quello che in questi anni ha permesso di costruire governi arrabattati, perché c'era chi cambiava di qua, cambiava di là, veniva eletto con una coalizione e poi si spostava dall'altra. Chiederemo anche questo, ma il tutto sempre nell'interesse dei cittadini, perché è quello che deve fare la politica, guardare all'interesse dei cittadini. Gli imprenditori dicono abbiamo bisogno di stabilità, poi mi lasci dire che venga il Pariolino Calenda a spiegare in Veneto alle partite IVA come si fa impresa, fa anche un po' sorridere. Comunque noi guardiamo al fatto che l'autonomia possa aiutare il territorio a svilupparsi e tutto il paese a crescere insieme. Certo, guardiamo a livello nazionale, quindi nessun problema. Il patto anti-inciucio è quello che serve a dare stabilità ai governi, il presidenzialismo è quello che serve a scegliere un presidente che alla francese, che poi possa gestire il paese con il potere, con l'autorevolezza che gli viene data dal mandato elettorale del popolo. Resta il fatto però che le imprese, in maggior parte, insomma anche le categorie per bocca dei loro rappresentanti, dei propri vertici, parlano di una caduta del governo che non ci stava in questo momento. Ecco, cosa dice? Guardi, in questo momento normale, era da evitare. Voglio dire, è normale che gli imprenditori cerchino la stabilità, perché nell'instabilità poi non si ha chiarezza, ma questo è assolutamente normale.
va detto a Conte, che ha fatto cadere il governo, Lega e Forza Italia non hanno votato, ma vorrei anche ricordare che nessuno ha sfiduciato Draghi, perché qualcuno si dimentica, Draghi non è stato sfiduciato, Draghi ha avuto i voti per la fiducia, quindi poteva continuare a governare se voleva. Certo che siccome è una persona seria, al di là del fatto che magari non ci piace come ha gestito il suo governo, ha capito che avrebbe affrontato 9 mesi di campagna elettorale. Questo è bene che gli imprenditori lo sappiano, 9 mesi di campagna elettorale con i 5 Stelle che chiedevano ogni giorno qualcosa di più, sarebbero stati impossibili per un paese da sostenere, perché saremmo andati ancora peggio. Quindi è meglio staccare la spina, fare 2 mesi di campagna elettorale estiva dove non ci saranno drammi di sicuro per gli imprenditori, perché il governo sta in prorogazio gestendo le partite che c'erano prima, e poi ci sarà un governo serio di centrodestra coerente che farà le politiche che gli imprenditori si aspettano. Moretto, vedevo che sorrideva quando diceva non abbiamo fatto cadere noi, l'ha fatto cadere il 5 Stelle. Noi di sicuro no. No, appunto, ma sorridevo perché devo dirle che questo ragionamento mi dà l'occasione di ribadire quanto la crisi di governo che è stata innescata abbia avuto una vigliaccheria mai vista nelle aule parlamentari, perché solitamente quando uno vuole aprire una crisi di governo ci mette la faccia e va fino in fondo. Lo dice una che 18 mesi fa ha contribuito ad aprire la crisi di governo che poi ha portato, per fortuna, secondo il nostro punto di vista, Mario Draghi al governo italiano, ma lo abbiamo fatto dicendo come la pensavamo, facendo dimettere le nostre ministre e quindi aprendo una crisi di governo. Qui siamo invece di fronte a Lega e Forza Italia, perché ribadisco, Fratelli d'Italia la fiducia a Draghi non l'ha mai votata, quindi è stato coerente, ma Lega e Forza Italia che non hanno nemmeno avuto il coraggio di votare contro, non hanno votato, quindi una vigliaccheria senza precedenti, e cercare oggi di difendere questa vigliaccheria sinceramente mi pare poco rispettoso nei confronti dei cittadini. L'operato di tutto il centrodestra, che in occasione della crisi di governo si è ricompattato dopo questi 18 mesi in cui un pezzo stava all'opposizione, un pezzo stava alla maggioranza, è il responsabile insieme al Movimento 5 Stelle della caduta del governo Draghi. Io credo che almeno una lettura oggettiva dei fatti vada fatta. Dopodiché io credo che bisogna anche su questo ricordarsi alcune cose. Giorgia Meloni al governo dell'Italia c'è già stata 15 anni fa come ministro, con i governi Berlusconi che, ricordiamo, sono finiti con un paese con lo spread alle stelle e che ha portato purtroppo all'arrivo del governo tecnico di Monti. Quindi un'esperienza di Giorgia Meloni al governo noi l'Italia l'ha già avuta e non penso che ce la ricordiamo così con i fuochi d'artificio. Sono passati 15 anni, le cose cambiano, i contesti cambiano. Quello che io contesto e per il quale mi batterò in questa campagna elettorale non è perché per pregiudizio non voglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ma perché non condivido moltissime delle cose che porta avanti. Giorgia Meloni non è una novità del paese, questo almeno che sia chiaro, e io mi auguro che in questa campagna elettorale questo venga fuori in maniera assolutamente chiara. Rispetto al presidenzialismo, e chiudo su questo, Fratelli d'Italia, poi non lo so se anche su questo poi insomma si troverà l'accordo, perché anche qui diciamo nella narrazione lei giustamente diceva pare che insomma la leadership sia chiaramente affidata a Giorgia Meloni e lo vedremo il 26 di settembre, però insomma stando soprattutto in Veneto e parlando con i leghisti e con quello che resta di Forza Italia non mi pare che la cosa sia così pacifica all'interno del centrodestra. Tornando al presidenzialismo, noi invece pensiamo che oggi non ci sia bisogno di imitare modelli che non hanno nulla a che fare con la nostra storia e con la nostra Costituzione. Mattarella per fortuna è stato un faro in momenti di estrema difficoltà. Quello che noi invece proponiamo è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che è una cosa ben diversa e che a nostro parere consentirebbe di dare quella stabilità di governo che le imprese chiedono e che non è strumentale, ma che anche in questo caso avrebbero voluto per il governo di Mario Draghi. Prima di sentire la replica di Montuori su questo, Moretto, mi interessava una cosa, insomma lei, parlavamo prima insomma, del PD che si trova di fronte a questa situazione, lei lo conosce bene il Partito Democratico, c'è stata un esponente importante del Partito Democratico fino al 2019, cosa la spinse a lasciare il Partito Democratico e ad accettare la sfida di Italia Viva, per quale ragione?
Io all'interno del Partito Democratico ho sempre aderito alle posizioni, alle proposte di Matteo Renzi e sono stata convinta, e questi 3 anni di lavoro in Italia Viva me l'hanno confermato, che ci fosse bisogno soprattutto sulle questioni che riguardano il lavoro e l'economia di posizioni più moderne, meno legate ad arroccamenti del passato, e io credo che Italia Viva su questo abbia dimostrato l'assoluta libertà, modernità e coraggio. Sui temi dell'energia, sui quali appunto dico noi non abbiamo ambiguità, sui temi del lavoro, sui temi dello sviluppo. Noi per esempio pensiamo e siamo convinti che il lavoro non si crei partendo dal salario minimo, che è l'ultima delle risposte. Io non dico che non debba essere valutato anche quello, ma che è l'ultima delle risposte, quando invece il lavoro si crea attraverso l'incentivo alla crescita, allo sviluppo e al lavoro, e l'aumento dei salari si ottiene riducendo le tasse sugli stipendi. Su questo noi abbiamo proposte chiare e concrete, senza ambiguità, e sono quelle che mi hanno anche portato ad aderire con convinzione a lavorare tutt'oggi insieme a Matteo Renzi per Italia Viva. Insomma, il problema del PD secondo lei è l'ambiguità, o certi modelli che sono sorpassati? Sì, soprattutto in alcuni campi come quelli che le ho appena citato. Montuori, una replica a quanto diceva invece Moretto su Giorgia Meloni. Io a dire la verità non replico a chi parla male di noi, perché tanto sono gli italiani che ci daranno il voto. Non parlo male degli altri perché non è nel mio stile, non è nello stile del nostro partito, non ci interessa davvero. A noi piace parlare delle cose che noi vorremmo fare. Poi non difendo nessuno perché non ho bisogno di difendere le posizioni di Lega e Forza Italia, che hanno fatto bene a far cadere questo governo. Ricordo solo un piccolo dettaglio, che a metà mandato Renzi fece cadere il governo Conte, quindi generando instabilità a sua volta, e ricordo che lo spread salì e fu nominato Presidente del Consiglio Monti, che credo gli italiani ricordino come il peggior Presidente del Consiglio della storia italiana. Quindi su questo io ritornerei davvero sui temi. Guardi, io di lavoro mi occupo ogni giorno di imprese, perché io ogni giorno mi occupo di imprese e di lavoro, per cui il mio obiettivo è far capire agli imprenditori che grazie a un governo di centrodestra stabile e con delle personalità al governo che saranno in grado di dare le risposte al Paese, oggi sia per loro opportuno valutare il voto al centrodestra. Non dico che ce lo debbano dare, dico opportuno valutare, perché credo che davvero siamo il paese il partito, noi più attento agli imprenditori, e insieme agli altri che comunque sono sicuramente partiti legati al mondo produttivo, anche se può essere che in passato qualche risposta non sia stata data. Sul fatto poi di Giorgia Meloni non è la novità, va bene, non importa, anzi meglio, abbiamo il 25% del consenso, quindi figuriamoci se per noi questo rappresenta un problema. Va benissimo così. Non replico perché non serve. Fadini, torno a lei per chiudere un po' il dibattito come l'abbiamo iniziato. Lei ha detto prima: io non so cosa succederà ovviamente, però ecco, guardo se ci sono aggiornamenti della situazione anche nel confronto sinistra italiana, Europa Verde da una parte e dall'altra Partito Democratico. Dal suo punto di vista personalmente lei cosa auspica? Che ci sia un compromesso che consenta di avere una coalizione allargata, oppure che come dice ad esempio Italia Viva, insomma noi andiamo da soli perché vogliamo non vogliamo di fatto scendere a certi compromessi o a certe situazioni che renderebbero instabile la situazione. Lei cosa si auspica personalmente? Che ci sia o no questo accordo col PD? Sì, mi auspico una coalizione allargata sicuramente. Bonelli e la Evi e Frattoianni non hanno mai detto che Europa Verde Sinistra Italiana vuole correre da sola per marcare il campo. Faccio i miei migliori auguri a Italia Viva, che comunque risulta molto più rappresentata in Parlamento che nel Paese, quindi andremo a vedere come va a finire, e questo è positivo perché potranno contarsi. E faccio mia anche tutte le parole che ha detto sulla previsione del governo di centrodestra. Anch'io mi aspetto che se vince il centrodestra vada a finire come nel 2012. Per cui sicuramente adesso c'è lavoro, c'è anche, come dire, ecco, io ho dovuto approfondire per arrivare a questa posizione. Cioè, lei ha parlato di compromessi, però stiamo parlando di una legge elettorale che è costruita per fare delle alleanze elettorali che non sono necessariamente programmatiche, e l'abbiamo
visto, perché nel 2018 comunque la Lega si è sfilata dal centrodestra per fare il governo con i 5 Stelle su dei punti programmatici che sono nati in Parlamento. Allora, al di là del fatto che con la qualità degli ultimi parlamentari, eccetto la Moretto ovviamente, ma insomma la qualità generale degli ultimi parlamentari non mi pare eccelsa, al di là di questo io credo che nella democrazia italiana è giusto che gli accordi arrivino in Parlamento. Io non sento nessuna nostalgia per il presidenzialismo, l'abolizione del vincolo di mandato. Dopodiché io mi auspico un'altra cosa, mi auspico che oltre a parlare di imprese, di pensionati non abbiamo parlato, eccetera, mi auguro che non si parli dei giovani, ma si ascolti i giovani. C'erano migliaia di giovani a Torino la settimana scorsa. Lei che fa il giornalista mi sa dire i nomi dei leader politici che sono andati lì ad ascoltare cosa hanno da dire? Perché non è che protestavano con le bombolette e basta, hanno fatto politica, hanno fatto dei forum, hanno fatto politica da fuori del Parlamento e delle istituzioni, perché probabilmente è l'unico luogo in cui è possibile fare politica, perché dentro il Parlamento e le istituzioni assistiamo continuamente a giochi di potere, giochi di palazzo e ad accordi. Siamo arrivati, io ricordo veramente, mi vengono i brividi, la domanda di un ragazzo 18enne che è venuto al gazebo di Europa Verde, gli ho chiesto guarda se vuoi puoi anche iscriverti al partito, mi ha chiesto cosa significa iscriversi al partito. Cioè la militanza politica per un ragazzo di 18 anni ormai non ha più alcun senso. A questo ci ha portato 20 anni di berlusconismo e anti-berlusconismo, questa è una mia opinione personale. Per cui ridiamo voce a queste persone. A politica a Torino erano migliaia da tutto il mondo. Io l'unica fonte che trovo è un articolo del manifesto di Mauro Ravarino del 30 luglio che cita in piazza Eleonora Evi dei Verdi, Nicola Frattoianni e Marco Grimaldi di Sinistra Italiana. Questi c'erano a Torino ad ascoltare i giovani. Per cui mettetevi una mano sulla coscienza, con questi programmi, con questi proclami, i giovani li state ascoltando o li state prendendo in giro? Mi ci metto anch'io che come generazione non sono più credibile, perché noi cinquantenni avevamo il tempo di cambiare le cose. Ma abbiamo perso queste occasioni. Allora con questa riflessione importante si chiude il nostro spazio. Ho davvero solo il tempo di salutarvi, di lanciare il meteo e la pubblicità. Ringrazio allora Amedeo Fadini, ringrazio anche l'onorevole Sala Moretto, ringrazio come sempre anche Giuseppe Montuori per essere stati con noi. Grazie e buon lavoro. Ci risentiremo ovviamente in queste calde settimane di agosto e non solo dal punto di vista climatico. Grazie davvero. Allora dicevamo si chiude la nostra prima edizione. Vi lascio, e anche questa è una notizia importante, che tempo farà nelle prossime ore, perché anche oggi è una giornata notevole dal punto di vista del caldo. Allora il meteo, poi la pubblicità, il proseguo dei nostri programmi, come sempre alle 18:30 la edizione del TG del Veneto, a cui seguiranno Venezia e poi Treviso. Arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infiamma l'Italia, ma non mancherà qualche temporale sul nostro territorio. Vediamo in quali zone nel dettaglio di venerdì 5 agosto. Sul Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, ampio soleggiamento dappertutto e cielo sgombro da nubi. In montagna qualche addensamento associato a probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento e afa di nuovo alle stelle, minime tra 16 e 26 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio arriverà a toccare i 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno, ma non è escluso qualche isolato rovescio pomeridiano. Sui rilievi soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime intorno ai 35-37 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, ma avremo anche dei temporali dalle ore più calde e saranno via via più frequenti. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.
Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.